Da una terra lontana, chiamata Babilonia, un certo Gioacchino si maratò a Susanna, femmina bella quanto timorata di Dio. Gioacchino era ricco e aveva una casa ranna con un bello giardino. Per gente di tutto il paese, il luogo aveva diventato un punto di riferimento. Si sa, infatti, che ogni tanto che uno sbaglia a parlare, l'altro non leva l'occasione e si finisce a sciarra. Per vedere da arrovare mano, oppure solo da buttare sa funcia a vita, il popolo aveva scegliuto due anziani come paceri. Ogni mattina c'era un vacaveni, ma a mezzogiorno se ne andavano tutti e Susanna poteva passare tranquilla in tuo giardino senza che nulla sconzassi. Capitò una volta che i due anziani paceri avvittero da lontano e tanto abbastò per farle scasare di testa, tanto che ogni giorno cercavano una scacciuna per vederla e pensarla con malintenzione. Un giorno, fatta l'ora, i vecchi si salutarono per ieri a mangiare, ma dopo una cinquantina di mesi ognuno di loro tornò a parere alla moccione dell'auso. Finì quindi che si incontrarono attorno a passata e si spiarono a vicenda perché i comora si trovavano là invece di stare chi piedi sotto tavolino. Compare, disse di botta uno di due. Susanna mi fa troppo sangue. Susanna mi fa troppo sangue. L'auso sghiancò. Siamo consumati, disse poi. Oh, non facciamo valore con nulla di sto fatto. Anzi, sapete che vi dico? E ci murmuriò che cosa antaricchi. Susanna entrasi un tuo giardino con due femmine di servizio per dare una rinfrescata. Portatemi i balsami e i profumi e poi chiudete la porta che mi voglio fare un bagno, ci disse ai femmini, che così fecero, uniscendo da porta da lato. I due vecchi si avevano ammucciato un ton crafocchio e appena Susanna restò solo, gli era un nido, ciuppiando. Ecco ne, ci dissero, mentre a picchiotta ci restò una schiglia intuppata accanto a Cannarozza. I porte sono chiuse, non ne può vedere un oddo. Noi ti desideriamo. Siamo pacci di Dio. Acconsente e cuccamo assieme che non lo sa cosa. Se non ci stai, però, diciamo che era imbarazzata con un figliolo e mannasti femmina per stare solo quello. Susanna, chiancenno, disse: a come mette sogno persa. Se mi arrinno a voi, per me è come morire. Se invece mi rifiuto, non mi posso scansare lo stesso di vostre mani. Ma meglio è per me morire innocenti che fare male davanti ai signori. Susanna gli tò allora un grido che ci aveva restato cante Cannarozza e magari due vecchiazze cominciarono a fare voce contro di te. S'adunò subito uno che gli apriva la porta del giardino. Pure i servi, sentendo sti strepiti, arrivarono un ton videre e svidere, senno di porte laterali. Un giorno appresso, il popolo si riunì in ta casa di Gioacchino, come solito, e da ieri magari l'anziani. Fecero chiamare a Susanna, che vinni i genitori, i figli e tutta sua parentela. La figliola portava un velo che ci conmugliava un musso. Compare, disse uno di due vecchi, sottovoce. Che decidi? Ci facciamo lavare? Un musso così dolce, tenuto ammucciato. Certo, compare, arrecriamolo un'ultima volta. I suoi cari e i suoi amici chiancevano a sogghiozziare. I due vecchi misero la mano sopra la testa di Susanna e cominciò il processo. Noi passavamo in tuo giardino, principiò a raccontare. All'improvviso, vittima picciotta mannare fuori a servitore e spuntare subito appresso un figliolazzo. Ah, siamo gente demorata di Dio e non potremo sopportare sti vergogni. Perciò trasiamo per scommigliare tutte cose e denunziare sto malo fatto. O mascolo era più lesto di noi e ne scappò. Ma ida pigliamo e subito ci spiammo un uomo di giovane, ma non ci fu cosa da farla parlare. Siamo testimoni di tali azioni e pretendiamo che giustizia è fatta come vuole la legge.
De Susanna mai s'aveva sentito dire niente, manco di male lingue. Ma Fudda credeva a storia contata perché i due erano giudici e anziani e la condannò a morte. Susanna è picciato per mandare una preghiera in cielo, a voce alta. Sogno innocenti e ingiustamente mi condannano. Ma tu, signoruzzo, conosci me cori e sai che sogno pulita. Un giovanotto di nome Daniele si alzò a due punto e disse: Io non rispondo tu sangue di sta creatura. Che vuol dire? Ci domandarono l'anziano. Vergognatevi tutti, popolo di Israele, che condannaste sta creatura sopra parola di sti genti, senza cura di cercare la verità. Ora, se mi date la possibilità, va a dimostro quanto so fausa sti due. E fallo, visto che ti sente niente di meno da avere il doto dell'anziano. E fatemi l'interrogare a solo, disse Daniele. Tu, ci fece il primo anziano, vecchiazzo un porruto di malignitudini e non d'ora. Ti ricordi quando allisciavo pile i poveretti, condannandole con sentenze ingiusti, e invece mandavi in libertà i prepotenti perché ti facevano favori? E dimmi ora, ti ricordi sotto a che albero vedi sta picciotta fare malazione? Certo, sotto un pedo dell'istinco. Quello che tu dici si vota contro di tia e la sorte è scritta, ci disse Daniele. Pigliando l'altro di sparte fece la stessa cosa. Vecchio porco. Tutti i femmine da nostra terra accettavano di stare con voi e per vergogna se ne stavano muti. Solo una ha il coraggio di tenere la scheda ritta e ribellarsi. Ora dimmi, sotto a quale albero vediste fare la malazione a Susanna? Sotto un pe di dilici, rispondeva l'anziano. Popolo, a sta risposta, cominciò a fare voci di contentezza. I dopo loro ti condannano, disse Daniele. E 2 giorni fu festa ranni. Susanna ne sciù pulita di sta storia. I imbruglioni furono condannati e Daniele ha riconosciuto di tutti profeta.